Venezia ha una specialità introvabile altrove, è difficile pensare a tutte le possibilità, diciamo, di vita particolare che Venezia in un certo senso concentra in sé. C'è questo dinamismo proprio per il quale la città ti costringe a capire come muoverti e ti dà questo respiro, secondo me. Si scoprono sempre parti nuove anche abitandoci e anche solo arrivare a scuola per me è bello. Beh, allora molti ragazzi scelgono di venire a studiare a Venezia, soprattutto queste materie. Noi siamo una scuola delle arti, perché anche il liceo classico è improntato alla fruizione dell'arte letteraria, della letteratura, della poesia, del teatro, quindi molti ragazzi vengono qui al Marco Polo, al liceo artistico di Venezia, perché siamo a Venezia. I ragazzi sono veramente fortunati qui, credo che facciano molto, anche molta scuola fuori dalla scuola, cioè questo è lo slogan che dovrebbe, diciamo, essere lo slogan di questo liceo. Allora, io credo che Venezia cominci a vivere dei suoi abitanti, nel senso che finalmente le contingenze non so esattamente quanto contino, però insomma effettivamente stiamo in un momento tale per cui la cittadinanza si sta muovendo e un'iniziativa come questa in cui le lenzuola parlano è un'iniziativa sicuramente di testimonianza forte, di un bisogno forte, di una vita forte all'interno della città, e una vita forte significa una vita vissuta e da tempo i veneziani subiscono tante cose, dal rotondo uso al turismo di massa, eccetera, eccetera. È bene forse che adesso un po' sentano la necessità di riprendersi la città. È la fruizione di un tempo che abbiamo quasi perso, perché noi sappiamo che per andare da Piazzale Roma a qui ai Carmini, nonostante l'acqua alta, possiamo sempre impiegare 7 minuti. Altro è in qualsiasi luogo che invece è percorso da macchine, biciclette, veicoli vari. Viva a livello giovanile perché è sempre stato e penso rimarrà un punto di incontro dove non solo turisti ma anche giovani vengono alle serate. Sono nata a Venezia, come tanti veneziani ho lasciato Venezia 31 anni fa e mi sono presa un appartamentino a Mestre perché ovviamente i soldi non erano sufficienti per comprare casa a Venezia e ho trovato Mestre una città comoda, però quando ho potuto rientrare a Venezia il cuore mi ha portato qua. Calma, tranquillità, alzando gli occhi uno vedeva quello che c'è, i colori, l'atmosfera, i palazzi,